Cattolica e dintorni. Entrare in un'aula universitaria, conoscere i docenti e gli studenti, ma anche ascoltare la testimonianza di chi già lavora. È stato tutto questo l'Open Day di sabato 11 febbraio che si è svolto nella sede di via Trieste per meglio orientare la scelta degli studenti delle scuole superiori. Vediamo insieme il servizio. Come vi chiamate? Sara? Giuseppe. Siete qui all'Open Day oggi per guardare che facoltà? Allora, scienze tecniche e psicologiche. Psicologia e lingue straniere. Sociologia. Sono interessato un po' a psicologia. Sociologia. Lingue e letterature straniere e psicologia. Perché proprio in Cattolica? Sicuramente perché comunque è una fortuna avere un'università di prestigio vicino a casa e quindi è un fattore importante questo. Siamo venuti comunque sia a vedere, abbiamo già visto anche altre università e questa è una di quelle che volevamo vedere comunque. Ci hanno detto che è una buona università, quindi siamo venuti a vedere. Per me mi può dare una buona formazione nel campo in cui voglio specializzarmi e comunque mi può anche aprire anche altri sbocchi, essendo una università molto rinomata, quindi mi può anche aiutare in questi casi. Beh, perché insomma me ne hanno parlato bene, amici e insomma persone che conosco, e poi anche vicina insomma a casa, per cui anche comoda come spostamenti e tutto. Perché ci è arrivata a scuola il fascicolo e eravamo interessati, anche perché ho una persona che conosco che la fa qua ed è molto contenta. Cosa ti aspetti dalla presentazione di oggi? Che mi aiuti comunque sia a decidere, a vedere comunque sia in confronto alle altre università cosa mi offre. Naturalmente visitare questa scuola, perché non ho mai avuto un impatto diretto con l'università, diciamo interessante. Di avere informazioni buone per la scelta, insomma, di essere più convinto, ecco. E spero di trovare delle facoltà che mi soddisfino per proseguire comunque quel corso di studi nel mio futuro. Dottor Alessandro Buffoli è psicologo del servizio Cross dell'Università Cattolica. Qual è il servizio che offrite durante le giornate di Open Day? Durante le giornate di Open Day noi offriamo dei colloqui gratuiti della durata di mezz'ora a tutti coloro che avessero delle perplessità riguardo le dinamiche della scelta, ovvero si pongono il problema di non sapere come arrivare ad una scelta consapevole, quindi proprio quali sono gli elementi da tenere in considerazione per intraprendere un certo percorso. A 2 anni dalla prima esibizione, il coro del Dipartimento di Matematica e Fisica è tornato in concerto in occasione del 25° meeting internazionale dell'ONU. Ascoltiamolo insieme. Il coro del Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università Cattolica è un gruppo corale nato nel 2010 allo scopo di animare le messe solenni.
ma anche alcuni importanti eventi che hanno luogo all'interno dell'Ateneo Bresciano. Professoressa Pianta, lei è la consulente artistica del gruppo corale che lei stessa ha fondato 2 anni fa. Ci racconta come è nato e cresciuto questo coro? Questo coro è nato per un'idea, goliardica, 2 anni fa, perché volevamo organizzare una giornata per festeggiare un collega che compiva i 70 anni, che è stato anche il nostro maestro e amico. E siccome lui aveva sempre amato i cori di musiche, di canti di montagna, abbiamo pensato, vediamo se riusciamo a fargli una sorpresa in questa giornata di carattere scientifico dedicata a lui, facciamo un finale musicale. E quindi io mi sono ricordata di avere un bravo studente che cantava in un coro a Cremona e che egli stesso dirigeva cori amatoriali, e gli ho fatto questa proposta. Così nel giro di un paio di mesi abbiamo messo insieme un coro che ha preparato la Montanara, il Gaudeamus Igitur, e abbiamo aggiunto anche qualche altro canto di carattere classico religioso. Michele Bolsoni, sei il direttore del coro. Qual è il repertorio che hai affrontato in questi 2 anni insieme ai tuoi coristi? Per quanto riguarda il repertorio che abbiamo affrontato, questo si divide tra il sacro e il profano. Più precisamente sacro, nel senso che siamo a disposizione, come è già avvenuto, per animare le celebrazioni liturgiche che si svolgono qui nella cappella dell'Ateneo. Pensiamo per esempio alla messa in occasione del Natale degli universitari, piuttosto che alla tradizionale messa che apre il Dies Academicus. D'altra parte abbiamo anche un repertorio profano piuttosto eclettico, spazia infatti da Bach fino agli spirituals, e questo l'abbiamo utilizzato in occasioni di seminari, convegni di studio che si sono tenuti in università, alla presenza di un pubblico nazionale e internazionale. Si è trattato di interventi musicali brevi, ma sempre graditi, almeno così mi è stato detto. Paolo Piccinelli, il presidente del coro, un gruppo di studenti e di docenti che condividono non solo interessi accademici, ma anche ottimi rapporti di amicizia e di convivialità. Non è così? Sì, è così, anche grazie allo spirito aggregante della musica che ha reso possibile questo collante tra professori e tra studenti, in particolar modo per quelle che allora erano le matricole dell'università, del Dipartimento di Matematica. All'inizio erano in 6, adesso ne sono rimaste 4, però per loro sicuramente è stato molto importante capire anche come svolgeva l'attività universitaria, anche grazie a degli studenti come me e il maestro, sicuramente più esperti di loro. E ora spazio alla rubrica Libri in pillole. Va sempre più di moda la parola green, cioè uno stile di vita ecologico, attento al riciclo, attento all'ambiente e all'uomo. In questo libro il professor Andrea Segre ci dà 3 lezioni per cercare di cambiare il proprio stile di vita e renderlo più consono a una vita ecosostenibile, cercando di tramutare i nostri stili di vita se sono troppo frettolosi e frenetici, cercando di non abbassarci alle regole del consumismo, ma anzi educando la nostra intelligenza all'ecologia. Senza sprecare è fondamentale infatti risparmiare e soprattutto, per vivere bene, rispettare prima di tutto noi stessi. Questo è Lezioni di Ecostile di Andrea Segre. È difficile capire quanto siano sane le cose che mangiamo. Con tutti questi pesticidi, i diserbanti, l'inquinamento, gli OGM, mangiare sano sembra essere diventato davvero un lusso. In questo libro Anna Villarini, in compagnia di Francesca Di Gangi, ci spiegano quali siano gli alimenti migliori per il nostro corpo. Ci insegnano anche a leggere le etichette alimentari e le proprietà di ogni alimento. Tra una pagina e l'altra lo chef Giovanni Allegro ci regala delle ricette succulente per rallegrare la tavola e stuzzicare il nostro appetito. Questo è Scegli ciò che mangi di Anna Villarini e Francesca Di Gangi.
libro per ragazzi è divertentissimo ma anche molto interessante. Il protagonista si chiama Professor Theodorus Green e ha in mente un grande progetto segreto. Si è trasferito dagli Stati Uniti in Italia ed ora lavora al CRCA, il Centro Ricerche sul Clima e l'Ambiente. Vuole trasportare tutti gli abitanti della Terra su un nuovo pianeta perché il nostro è troppo inquinato e ormai impossibile da salvare. Chiedere aiuto al Capitan Saetta, che però è molto curioso, vorrà capire che cosa sta succedendo prima sul nostro pianeta. Questo è Alla ricerca del pianeta verde di Danilo Bonato. Dall'Open Day della Cattolica vi salutiamo e vi diamo appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.